La frattura era nell'aria, adesso comincia a prendere forma. Il gruppo Uniti per la Città passa ai saluti con le valigie in mano, pronto ad uscire dalla coalizione che al Comune di Agrigento sostiene il sindaco. La separazione tra Firettiani, Di Mauriani e Palazzo dei Giganti sembra ormai inevitabile. Dopo la seduta di ieri sera e lo sfogo di questa mattina dei consiglieri Giuseppe Piccone, Angelo Vaccarello, Marco Vullo e Gerlando Gibilano, in coro puntano l'indice contro gli alleati di Aula Sollano. Ci rendiamo conto che la nostra presenza, certamente scomoda, si legge in una nota, non viene gradita e i partiti fedeli a Firetto hanno deciso di barricarsi dietro ai risicati numeri per approvare provvedimenti anche importanti e impopolari ma funzionali alle dinamiche dell'amministrazione. La dura presa di posizione del gruppo Uniti per la Città dopo quanto accaduto ieri sera, i 4 consiglieri presenti in aula assieme alle opposizioni ma senza il resto della maggioranza per trattare un argomento di notevole importanza sociale ed economica per la città, il piano finanziario per la gestione dei rifiuti relativo all'anno 2017 con la determinazione delle relative tariffe, la cui approvazione dovrà avvenire entro fine mese, dunque nel giro di poche ore. La seduta è caduta per mancanza del numero legale, forse era proprio questa la strategia dei colleghi della maggioranza, Turano, Piccone, Vaccarello, Vullo e Gibilaro, in modo che questa sera in prosecuzione potranno comodamente licenziare la proposta di deliberazione con la quale ratificheranno l'aumento del costo del servizio di giro ambientale di oltre 1,5 milioni di euro e avalleranno la notifica della quinta rata della già esosa bolletta 2017 sui rifiuti che le famiglie agrigentine si vedranno recapitare a conguaglio per l'anno in corso. Noi siamo ben felici di non essere stati coinvolti in questi tatticismi a danno della città, concludono i consiglieri del gruppo Uniti per la Città. E dall'opposizione intervento critico del capogruppo di Sicilia Futura, Nuccia Palermo. Noi ci siamo ritrovati presenti in aula, pronti a discutere un piano che non conosciamo, che non conosce neanche la Commissione Bilancio, che non conosceva fino a ieri, che non lo conoscevano i revisori dei conti. Un piano sconosciuto arrivato qualche giorno prima e che va a comportare un aumento, perché è bene che i cittadini lo sappiano, di 1.700.000 euro, che andrà a spalmarsi su tutte le teste degli agrigentini. Un piano sconosciuto, una seduta andata deserta da parte della maggioranza, quasi tutta assente, una maggioranza che sicuramente è andata a trovare la quadra nei piani alti, ma che non ha permesso al Consiglio tutto di discutere questo benedetto piano. Non discutendolo, non lo conosciamo e siamo obbligati a votare un qualcosa ad occhi chiusi, che è la cosa più grave che un consigliere possa fare durante il proprio mandato.